Al centro sportivo delle Sorgenti si incontrano il Montorio del Villafranca per i quarti di finale della Coppa Italia Eccellenza Veneto. Il Montorio scende in campo con Fontana in porta, Campobello, Zocca, Meneghelli e Braga in difesa, Pimazzoni, Cecco, Abedi a centrocampo, Baccari, Tacchella e Marchetti in attacco. Allenatore mister Michele Cherubin. Dirige l'incontro il signor Crivellaro, assistito dai signori Gabrieli e Sivo. Anche per questa gara il meteo riserva un tempo piovoso che mette a dura prova la prestazione dei giocatori, anche se il terreno di gioco regge bene all'impatto ambientale. Dopo una prima fase di studio il Villafranca a rendersi pericoloso con Thiam, che è entrato in aria non c'entra lo specchio della porta. Un minuto dopo ci riprova e Fontana devia la conclusione in corner con uno stinco. Al 24esimo è Castellani a lanciarsi in contropiede. Giunto in area scarica per la corrente Malavasi, che controlla e tira. Fontana si tuffa e blocca la sfera. Al 26esimo viene annullata la rete al Montorio su segnalazione del guardialinee, che vede la palla uscire dalla linea di fondo nella traiettoria del cross di Marchetti deviato da Caprile. La sfera colpisce la traversa e Pimazzoni di testa mette in rete. L'arbitro dispone la ripresa del gioco con il calcio dal fondo. Ancora il Montorio in attacco. Campobello crossa dalla fascia, irrompe Cecco che manda alto. Il secondo tempo riprende con lo stesso copione del primo. Al 20esimo è Cordioli ad impegnare Fontana che in tuffo devia la conclusione. Al 26esimo è Volpe a provarci da calcio di punizione dal limite. La sua conclusione colpisce il palo ed esce. Al 31esimo l'episodio che potrebbe condizionare la gara del Villafranca. Capitan Stanghellini nel portare palla dalla propria metà campo se la allunga ed interviene con imprudenza su Baccari. L'arbitro lo ammonisce ed essendo il secondo giallo estrae il cartellino rosso e lo espelle. Il Montorio si trova in superiorità numerica, ma riesce a rendersi pericoloso solo al 45esimo con Zanetti, la cui conclusione viene deviata in angolo. E poi 2 minuti più tardi con Lavagnoli, che giunto al limite dell'area fa partire un tiro che sorvola di poco la traversa. Dopo 4 minuti di recupero il direttore di gara fischia la fine del secondo tempo e si va verso i calci di rigore. Le squadre si ritrovano a centrocampo per scegliere prima in quale porta si tireranno e poi per sorteggiare la sequenza dei penalties. A tirare per primo il Villafranca. Alla battuta va Arma che segna. Risponde Lavagnoli. Poi è la volta di Burato. Segue Cailotto. Al tiro Malavasi che trasforma. Prosegue Moretti. Anche Volpe segna il suo penalty. Poi Capitan Zocca. Grazioli segna. Ultimo rigore della prima serie da parte di Zanetti. Si prosegue ad oltranza. Il primo tiro per il Villafranca è di Zanotto. Fontana intuisce e para. Rigore decisivo di Meneghelli che piazza la palla centrale e regala la vittoria del passaggio del turno al Montorio. L'esultanza sancisce il morale alto della compagine veronese che il 13 novembre dovrà affrontare la semifinale d'andata di Coppa con una delle squadre che hanno superato il turno, Codigese, San Donà e Albignasero.